La Fondazione Giglio di Cefalù ha attivato un nuovo servizio di chirurgia ortopedica a seguito dell'insediamento dell'onco ortopedico Giuseppe Perrucchini. L'ortopedia oncologica delle Giglio si occuperà di diagnosi e di trattamento chirurgico di tutte le patologie neoplastiche nelle diverse sedi muscolo-scheletriche, sia di tumori benigni che maligni, primitivi e secondari. Ascoltiamo in proposito il presidente della Fondazione Giglio, Giovanni Albano, poi Filippo Boniforti, primario di ortopedia al Giglio, e poi l'ortopedico oncologico Giuseppe Perrucchini. Siamo molto contenti e orgogliosi. Le strategie attuali della Fondazione, condivise con l'assessore Razza, stanno incrementando ulteriormente la capacità attrattiva e la competitività di questa azienda. In particolare questa settimana abbiamo iniziato l'attività dell'oncologia ortopedica col reclutamento del professor Perrucchini, che proviene da strutture del nord Italia, che daranno sicuramente una risposta adeguata e cure appropriate a tantissimi siciliani che fino ad oggi sono costretti ad andare al nord. Oggi ci candidiamo con questa attività di oncologia ortopedica a diventare il riferimento regionale per tutti quei siciliani che oggi purtroppo sono costretti ad andare al nord. In Sicilia l'oncoortopedia è poco rappresentata, è una nicchia, è una super specializzazione e grazie a questo offriamo un servizio molto prezioso per i cittadini. Noi vogliamo offrire ai cittadini siciliani questo servizio per poter ridurre al minimo, evitare i loro viaggi per cercare salute. L'unità operativa di ortopedia del Giglio di Cefalù offre una vasta gamma di servizi e di specializzazioni. Tra queste devo ricordare, oltre alla traumatologia, la chirurgia protesica, la chirurgia riferita alla traumatologia dello sport e del ginocchio, la chirurgia anche della colonna, quindi tutta la patologia del rachide, oltre alla chirurgia rivolta alle estremità e alla piccola chirurgia di mano e piede. Localizzazioni di metastasi ossee sono sicuramente in aumento perché aumenta la sopravvivenza dei pazienti oncologici grazie alla qualità delle cure e quindi la possibilità, ahimè, di trovare delle metastasi anche in situazioni perciò importanti per lo scheletro e a rischio di frattura o a livello vertebrale a rischio di compromissione, di compressione delle strutture neurologiche è in trend di sicuro di crescita. La cura dei pazienti che hanno tumori primitivi dell'osso, quindi che nascono nell'osso, nei tessuti muscoloscheletrici direttamente, e questo richiede una chirurgia specializzata in questo, che si affianca poi alla chemioterapia, alla radioterapia, cioè le altre cure della malattia oncologica, e il trattamento appunto delle localizzazioni metastatiche all'osso, soprattutto quando appunto questo è richiesto per migliorare la qualità della vita del paziente o per impedire una compromissione grave come può essere appunto una paralisi legata a una compressione midollare nel paziente metastatico. Sono rimasto colpito dalla progettualità di questo ospedale, appunto di portare un'eccellenza in tutti i campi e anche nell'ortopedia oncologica per dare una risposta alla popolazione della Sicilia. Qui al Giglio offriremo di sicuro le risposte ai cittadini della regione Sicilia per andare incontro appunto alle situazioni di oncologia ortopedica, cioè le localizzazioni ossee e dei tessuti molli appunto per i cittadini siciliani.